più del 90% delle visite mediche sono causate da stress. La maggior parte delle problematiche che noi abbiamo a livello del corpo sono causate da stress, conflitti. Quindi la radice è nel conflitto, è nella paura. L'opposto della paura è la fede. Non parlo di religione qui, ma fede che tu stai già bene, che tu puoi andare verso quella direzione positiva. Ma ci deve essere una decisione. Cambiare totalmente pagina. Questa è l'occasione tua. Per cambiare totalmente pagina, vai nel mio sito web, fai l'autovalutazione. Se quell'autovalutazione ha un punteggio di un certo tipo, che ti porta da pensare e sapere che hai una problematica a livello nociplastico, quindi livello di sistema nervoso e di stress, basta, decidi che quella è la via, non tornare indietro. La maggior parte invece torna indietro. Ma forse non è così, c'è sempre il dubbio. Fin quando c'è il dubbio, non migliorerai. Devi bruciare tutta la parte negativa che ti sta portando a questa situazione in cui sei, prima di cambiare. Ovviamente devi essere sicura che non ci sia nulla di grave, che non è un tumore, che non è un'infezione. Veramente il 100% delle persone che sono cambiate non è che una volta andavano dal medico per farsi fare un'altra ulteriore visita e poi facevano il programma Neurobalance. No, hanno detto basta, ho speso quello che c'era da spendere, so che non è una situazione grave, adesso mi focalizzo su questa via. Spero che insomma questo video ti abbia motivata o motivato a prendere almeno una decisione e da quella decisione ti prometto che tutto sarà in discesa o in salita, dipende da come la vedi. Salita vuol dire che raggiungi il successo, discesa vuol dire che potresti andare più veloce. Quindi in tutti e due i casi sono positivi.